Quinta corsa, confronto per buoni cavalli di 4 anni, vincitori da 10 a 30.000 euro in carriera, sono in 8 ad aver accettato l'ingaggio. All'1 Gitana Griff, Roberto Vecchione, 2 Ginger Roger Sweet, VP dell'Annunziata, 3 Gogollona Filippo Monti, 4 Granada SLM Vincenzo Luongo, 5 Gaia Pan Gabriele Quarneti, 6 Giove dell'Est Manuele Matteini. In seconda fila 7 Golden Ticket Antonio Di Nardo, 8 Grand Tourist Jet Andrea Farolfi, 1,65 sul campo Granada SLM, 5 Giove dell'Est e Grand Tourist Jet. Macchina prende velocità. Partiti. È veloce Granada SLM che sfila su Gogollona, che si apposta lì, seconda in corda, di fuori Giove dell'Est che cerca un posto allo steccato forzando sulla prima curva. Gogollona per il momento nega il posto all'avversario e così 200 metri iniziali se ne vanno Numero in 1, 13,7 addirittura. Granada SLM al comando su Gogollone, Giove dell'Est, poi Ginger Roger Sweet, si scopre Gaia Pan che va volontaria allo scoperto anticipando Grand Tourist Jet, poi Golden Ticket, 28,8 i primi 400 metri di corsa con Vincenzo Luongo che rallenta in salchi alla battistrada, che completa i primi 600 metri in 44,7 e si viene sotto alle tribune con la figlia di Varen sempre al comando. Gaia Pan allo scoperto prova a risalire, arriva a lato di Giove dell'Est. Gogollona segue sempre le mosse di Granada SLM, rimane in corda Giove dell'Est. In seconda pariglia c'è Grand Tourist Jet che precede Golden Ticket. Sulla curva di destra non cambia nulla con Granada SLM sempre in vantaggio in controllo su Gogollona e Gaia Pan. Lo scatto in terza ruota da parte di Grand Tourist Jet dopo 1 chilometro in 1,15,3. Grand Tourist Jet scavalca Gaia Pan e cerca di portarsi su Granada SLM che accelera sulla retta opposta alle tribune. 400 al palo, 14,2 di là, privata di tappi estraibili. Granada SLM cerca di fuggire dall'attacco di Grand Tourist Jet. Gogollona sempre bene lungo la corda, avanti a Giove dell'Est. In pariglia c'è Golden Ticket, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio Granada SLM, inseguita da Gogollona che si infila al suo interno. In vantaggio Granada, Gogollona ci prova di dentro ma Granada SLM si difende e vince su Gogollona. Al terzo Giove dell'Est. Come sono partiti sono arrivati 1,58,3, 1,13,6, 28,8 la chiusa. Granada SLM in coast to coast, Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori di Fiorenzo Beltrami, la figlia di Varenne New Star Power, ritorna al successo dopo un paio di buone prestazioni con dei piazzamenti. Oggi ritrova il primo piano, seconda è Gogollona, terzo Giove dell'Est.